Allora, questa idea nasce più che da noi, dall'idea di alcune persone che ci hanno suggerito, ci hanno chiesto anzi di avere la possibilità di avere un parco per bambini, per adulti, per anziani nei pressi del centro. Non è stato facile trovarlo a Refronto, i posti non sono tantissimi e questo è un parco, un posto che visto dall'alto non sembra così grande, invece sono 2100 metri quadri di spazio disponibile. La coincidenza ha voluto che avessimo un contributo dalla parte di un bando PNRR, del quale abbiamo investito 40.000 euro per l'acquisto di quest'area, e la coincidenza appunto che il privato avesse la volontà di venderla proprio in questo momento, quindi l'abbiamo acquistato. Adesso in questa prima fase abbiamo messo già dei giochi che sono fruibili da subito, infatti questa prima apertura l'abbiamo fatta proprio per dare la possibilità di adoperarlo fin da subito. Poi ci sarà una seconda fase nella quale interverremo con interventi legati sia all'accessibilità sia all'aspetto della fruibilità del parco, e sarà completato quindi nel giro, spero, di un anno, fruendo anche qui di un contributo legato al progetto SISUS coordinato dal Comune di Conegliano. Due caratteristiche che sono fondamentali per noi, per questo parco, sono appunto l'accessibilità e l'inclusività. Per questo motivo, oltre ad aver appunto posizionato questi giochi per i bambini, abbiamo pensato a diversi interventi che verranno fatti appunto nel prossimo futuro per rendere il parco accessibile sia dal punto di vista dell'accessibilità stessa, quindi sia per gli anziani, per i disabili, sia appunto per le varie fasce d'età. Tant'è che appunto oltre a dei giochi verranno create delle situazioni fruibili appunto a persone di qualsiasi età, come per esempio dei piccoli campi da bocce che potranno fungere da punto d'incontro tra le varie generazioni, dai più giovani ai più anziani. Il parco delle mele volanti l'abbiamo intitolato così, noi della Consulta, per due motivi. Uno, perché in passato questo parco era un frutteto dove c'erano tanti meli, quindi parco delle mele per questo motivo, siccome adesso non ci sono più, e volanti per dare un po' di creatività al parco, siccome l'abbiamo creato apposta per i bambini ma anche per le persone anziane, diciamo per tutte le età. Un nuovo parco che dovrebbe esserci a Refronto, visto che non ce ne sono tantissimi, e secondo me è un parco che può essere utilizzato da tutti, e sì, per la comunità e anche per far arrivare anche molte altre persone.